Ha ascoltato con attenzione il discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera per la fiducia del nuovo esecutivo e i riferimenti all'autonomia. Ecco la risposta del Presidente del Veneto Luca Zaia. Due considerazioni, una più così simpatica. Babbo Natale ne esce come un dilettante dopo aver sentito la lista della spesa di Conte. Conte ha omaggi e regali per tutti. La seconda più profonda, dico, ma se hai governato 15 mesi in questo paese, ti sei dimenticato di fare tutte queste robe? E se non ti sei dimenticato, caro Presidente del Consiglio, perché non le hai fatte? Cioè adesso dici faremo gli asili nido gratis, perché non li hai fatti prima? L'autonomia. Ma se ce l'avevi promessa l'autonomia, in una conferenza stampa di dicembre 2018 avevi detto che l'avresti chiusa la partita per febbraio 2019. Siamo a settembre 2019. Però qualcosa non mi torna. Però guardi, come si dice, il banco di prova saranno poi i fatti. E sull'autonomia siamo preoccupati, ma non cediamo. L'autonomia è legale, è prevista dalla legge e a Roma devono sapere che abbiamo i veneti che sono andati a votare. Noi abbiamo la forza del referendum che loro non volevano. Ricordo che Conte governerà l'Italia, se avrà la maggioranza, avrà la fiducia anche al Senato, oltre che alla Camera, governerà l'Italia con un partito che si chiama PD che ci ha impugnato il referendum, ci ha voluto vietare di fare il referendum, abbiamo vinto in Corte Costituzionale, ci ha vietato l'uso della tessera elettorale, quindi adesso vorrei capire come faranno a fare l'autonomia 5 Stelle che ci hanno preso in giro per 15 mesi, 14 mesi al governo e PD che non ha mai voluto darsi l'autonomia. Magari si può essere folgorati sulla via di Damasco e questo potrebbe portarci bene. Il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ha già annunciato una proposta di autonomia che sembra molto più blanda di quella richiesta dal Veneto. Boccia prenda e dica al mondo intero qual è la sua idea di autonomia. Non vorrei ritrovarmi lo stesso loop, lo stesso film che ho avuto con l'ultimo governo, che per 14 mesi si sono messi a discutere del nostro progetto, ma loro non ce l'avevano mai. Quindi dal notaio noi siamo lì con le braccia conserte ad aspettare che il governo porti un testo, vedremo cosa portano. Vedranno i cittadini se sarà un testo serio o una presa in giro. Un nuovo corso, quello sostenuto da Conte a Montecitorio, meno urlato, con meno slogan e riferimento, è diretto all'ex premier, leader della Lega, Salvini. Questi sono stati assieme 15 mesi. Hanno governato e Conte avrebbe continuato anche per altri 15 anni. E quindi mi chiedo come mai a tutti questi problemi oggi ce li ha avuti dal giorno dopo la messa in discussione dell'alleanza, visto e considerato che fino al giorno prima non mi hai detto nulla. Io quando ho sentito il discorso di Conte in Parlamento prima della sfiducia, insomma nel momento del clou della crisi, mi sono detto, ma scusa, ma avete lavorato poi 11 mesi assieme, vieni oggi a raccontare tutte le volte che non ti hanno offerto caffè, che non ti hanno aperto la porta, che non hanno risposto al telefono, cioè a me sembra quasi come si può dire, da innamorati che non si amano più, da innamorato abbandonato, non lo so, guardi, io sono per i fatti, qui noi vogliamo l'autonomia, non ci facciano perdere tempo.